Benvenuti, oggi è sabato 17 maggio 2025. Il sole sorge alle 5:50 e tramonta alle 20:02. La luna si leva a 00:38 e cala alle 9:08. Oggi si celebra San Pasquale. Il nome Pasquale ha origine ebraica e significa relativo alla Pasqua. Oggi 17 maggio si celebra la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Riconosciuta dall'Unione Europea e dalle Nazioni Unite, ha come obiettivo quello di promuovere e coordinare eventi internazionali di sensibilizzazione e prevenzione per contrastare il fenomeno dell'omofobia, della bifobia e della transfobia. Facciamo gli auguri a Corrado Guzzanti, che compie 60 anni. Figlio del giornalista e politico Paolo, comico, attore e autore satirico di successo, nel corso della sua carriera restano celebri le imitazioni di noti personaggi del mondo della politica, del giornalismo e dello spettacolo. Infine, un altro nome che non può mancare è quello dell'attrice Claudia Coll, che oggi compie 60 anni. Claudia è stata un'icona sexy degli anni 90 e ha recitato in film come Così fan tutte di Tinto Brass, ma la sua vita ha preso una svolta inaspettata nel 2000, quando ha trovato la fede e ha iniziato un percorso al fianco delle persone meno fortunate. 3.000 colombi, simbolo della pace, vennero liberati in aria, creando uno spettacolo emozionante che lasciò tutti a bocca aperta. Quel giorno, infatti, si inaugurò a Roma lo Stadio Olimpico alla presenza di 90.000 spettatori e del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi. Nonostante la vittoria dell'Ungheria per 3-0, la nazionale dimostrò il proprio valore. Quel 17 maggio del 1953 lo Stadio Olimpico di Roma diventò il simbolo di una nazione che si rialzava dalle macerie della guerra e guardava con speranza al futuro. In situazioni di pericolo o di forte tensione, il nostro corpo attiva automaticamente delle risposte, tra cui l'incremento della sudorazione, per prepararci a uno sforzo fisico. Possiamo sperimentare una reazione simile anche in situazioni non direttamente minacciose, ma anche solo guardando un film thriller. Questa connessione tra noi e il personaggio dello schermo è dovuta a meccanismi neurologici e psicologici, tra cui il fenomeno dei neuroni specchio, che ci permettono di sentire ciò che sta provando un'altra persona, quasi come se fossimo noi stessi in pericolo. Buon fine settimana ai 12. Inizia benissimo e carico di prospettive questo weekend proprio perché il Sole si congiungerà a Urano. Voglia di cambiamento per i segni zodiacali, vediamo cosa accade. Ariete, per voi il cambiamento è decisamente radicale, un cambiamento di prospettive, di abitudini, di strutturazione proprio della vostra realtà, quindi dateci dentro e non abbiate paura di compromettere il vostro spazio con la persona amata. C'è aria di convivenza per l'Ariete, in bocca al lupo. Toro, la giornata di oggi è una giornata epocale proprio perché il Sole si congiunge a Urano e tra l'altro dialoga sia con Saturno e con Nettuno, cambiamenti radicali, epocali, importanti, finalmente la soluzione delle cose che aspettavate, godetevela. Gemelli, la giornata oggi è una giornata molto importante, stanno cambiando molte cose nello zodiaco, il Sole si sta congiungendo a Urano proprio per poi arrivare nei vostri gradi con un carico di cambiamento molto importante e con tutta una serie di novità da comunicarvi. Quando vi riceverete una telefonata importante, non vi sorprendiate del fatto che sarà arrivata la svolta per cui tanto avevate lavorato. Cancro, oggi è una giornata che vede ancora la Luna opposta ai vostri gradi, mentre Urano e Sole dal Toro vi spingono comunque a cambiare, a rivalutare delle cose.
Cercate quindi di cogliere l'influsso positivo degli astri e di finalmente operare qualche cambiamento significativo su qualcuno dei vostri lati che piacciono poco al partner. Leone, una giornata oggi che parla di cambiamento, di cose che vi sono sfuggite anche, di cose che avrete imparato ad accettare col tempo. Lasciate spazio al tempo e alle novità, vi stupiranno notevolmente proprio perché siete a un passo da quei cambiamenti che tanto desideravate al lavoro e che stanno arrivando. Intanto godetevi il weekend. Vergine, una giornata oggi splendida proprio perché la Luna è in trigono, ma anche Mercurio, Sole e Urano. Urano che porta cambiamenti, Urano che porta velocità, Urano che finalmente dinamizza le cose ferme di cui eravate veramente stanchi. Bilancia, i forti cambiamenti zodiacali nel vostro caso dovranno essere un pochino più ragionati, più voluti, bisognerà fare un pochino di fatica, di lavorare un po', non pioveranno dal cielo, insomma dovrete decidere come su una scacchiera le mosse giuste da fare per ottenere i cambiamenti che volete. Scorpione, giornata oggi alquanto mai significativa. È probabile che per molti di voi si chiuda un'epoca della vostra vita e che abbiate finalmente concluso un certo ciclo. Nel vostro caso il Sole e Urano stanno per farvi accettare dei cambiamenti epocali che finalmente sembrano essere inesorabilmente arrivati. Sagittario, una giornata oggi molto significativa. Il vostro Giove sta a guardare mentre tutta una serie di pianeti si muovono verso destinazioni diverse. Giove ancora è trattenuto da Saturno e che vuole assolutamente ambire a inserire nella realtà qualcosa di importante per voi. Alimentate la speranza e vedrete che gli astri vi sorprenderanno. Capricorno, una giornata oggi che vede finalmente la Luna fare pace con Mercurio, un Mercurio che di nuovo dialoga e torna di nuovo il sorriso e la convivialità finalmente. Ora rilassatevi spensierati e dedicatevi alla socialità. Oggi sarete loquaci come non vi si vedeva da tempo. Acquario, una giornata oggi molto significativa, il vostro pianeta Urano si congiunge al Sole e adesso inizia il vero cambiamento dell'anno, proprio perché tra l'altro questi due elementi saranno in trigono a Plutone nei vostri gradi. Da oggi in poi potrete di tutto, quindi sappiate ben utilizzare la potenza degli astri che avete a disposizione. Pesci, giornata oggi che vede il vento dei cambiamenti agitare un po' anche voi. Più che altro speravate in dei cambiamenti che finalmente saranno decisi e quindi vi sentirete più sollevati e con prospettive di miglioramento futuro. Un momento storico per l'Italia che dimostrò essere un paese moderno e attento ai diritti delle donne. Quella domenica milioni di italiani si recarono alle urne per ribadire il loro appoggio alla legge sull'aborto, approvata nel 1978 e oggetto di molte polemiche. Grazie al referendum del 17 maggio del 1981 fu confermata la norma che consente alla donna l'interruzione volontaria di gravidanza nei primi 90 giorni di gestazione. Oggi parliamo dell'espressione inglese "get your ducks in a row", che significa letteralmente metti le tue anatre in fila. Ma da dove viene questo modo di dire così curioso? Si dice che sia nato nei poligoni di tiro degli anni 70, dove le sagome di anatre venivano usate come bersaglio. Avere tutte le anatre in fila significa essere pronti a sparare e dare il via all'allenamento. Oggi questa espressione è utilizzata in tutto il mondo anglosassone e in Italia la nostra versione più simile è fare mente locale. Quindi se volete essere pronti per qualsiasi cosa, assicuratevi di avere le vostre anatre in fila o di fare mente locale. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto del giorno è un vero e proprio Icaro moderno, Patrick de Gaillardon.
Questo ragazzo, nonostante provenisse da una famiglia benestante, decise di sfidare la morte praticando il paracadutismo e diventando presto uno dei migliori al mondo nel jumping freestyle. Ma la sua passione per le acrobazie estreme gli fu fatale. Nel 1998, il 12 aprile per l'esattezza, durante l'atterraggio il suo paracadute rimase incastrato. Patrick aveva solo 38 anni, un uomo che ha fatto del suo meglio per spingere sempre più in là i limiti dell'umano, ma che alla fine ha pagato il prezzo più alto. Ci salutiamo con la frase del giorno. Non si può insegnare niente a un uomo, si può solo aiutarlo a scoprire ciò che ha dentro di sé. E con Galileo Galilei accogliamo questo meraviglioso sabato all'insegna della scienza e della scoperta, anche di noi stessi. Grazie per essere stati con noi, a domani e buona giornata dalla vostra Martina.